Eccoci puntuali per un nuovo appuntamento con Segnalibro insieme a Luca Chito. Questa settimana abbiamo lavorato molto per costruire questa puntata e cominciamo da un esperimento che ci è piaciuto molto. Abbiamo condiviso la battaglia, quella di salvare la cultura e l'ambiente. La libreria è in provincia di Salerno e sostanzialmente raccoglie la plastica perché il mondo si deve liberare dalla plastica e regala libri perché invece le famiglie devono arricchirsi con la cultura. Vediamo come funziona questo veramente nuovo modo di comunicare i valori moderni. Mi piace l'idea di ricevere un libro per ogni bottiglia che raccolgo dalla strada. Legare la lettura all'ambiente è un'idea direi geniale, a dir poco geniale. E torniamo ai libri. I libri questa settimana, i libri calabresi. Segnalibro dà spazio agli autori calabresi che sono la voce di questa terra. Ci piace farlo, ci piace valorizzare i nostri talenti. Lo facciamo oggi partendo da una ricorrenza importante che sono i 500 anni della canonizzazione di San Francesco di Paola. Mimmo Abramo è un autore esordiente, lui abita a Paola, nella città del santo patrono della nostra regione, e ha scritto questo libro raccontandoci il santo da un punto di vista molto particolare. Francesco, il mio amico tra terra e cielo,
ha una diversità rispetto a quello che è stato scritto finora su San Francesco di Paola, perché hanno trattato il santo dal punto di vista della sua vita, la biografia in sostanza. Questo invece è un romanzo nel quale mi sono immedesimato nel personaggio principale, perché non è San Francesco il personaggio principale, ma è Lorenzo, un suo amichetto che è un amico di casa, è vicino di casa, si incontrano per la prima volta all'età di 6 anni e lì Lorenzo comincia a conoscere questo personaggio straordinario, scopre già le doti soprannaturali appunto del suo compagno fidato, del suo amico fidato, e lì c'è un percorso che fanno insieme. Lorenzo narra quello che è stata la vita di un personaggio straordinario e ne narra anche gli aspetti più intimi, nel senso che per vedere come San Francesco abbia maturato l'idea di essere un santo, perché è chiaro che non tutti i santi che sono stati innalzati agli onori appunto degli altari hanno avuto sin da piccoli la consapevolezza appunto di essere tali. Allora c'è questa storia straordinaria dove si racconta la vita rinascimentale della città di Paola, si narra la vita rinascimentale della Calabria, si narra la vita rinascimentale dell'Italia e non solo. San Francesco è stato ad esempio un baluardo anche dal punto di vista politico. Non possiamo dimenticare ad esempio che Luigi XI, che era appunto il re cristianissimo, il re più potente dell'epoca, se lo vogliamo paragonare ad esempio alla modernità, come se fosse stato un Putin, un Trump, insomma lui è stato il consigliere del re più potente dell'epoca. Non era stata ancora scoperta l'America, quindi si parla di una dimensione territoriale come per l'appunto l'Europa. Lo fu anche per i successivi sovrani, per esempio Carlo VIII, Luigi XII, ma nel romanzo si parla più che altro del Francesco uomo, perché in realtà è quello che ho voluto mettere in evidenza, una storia di amicizia che sta appassionando tutti i lettori, in modo particolare i piccoli lettori. Nelle scuole è stato assunto come, molte scuole è stato assunto come libro di narrativa, e i confronti che giornalmente ho con le scolaresche, con gli studenti, sono quelli che mi danno più soddisfazione dal punto di vista della promozione appunto del romanzo, perché confrontarsi poi con i ragazzi è sempre qualcosa di emozionante, è sempre qualcosa di stupendo. Quindi un romanzo che tratta la vita di un uomo, di due uomini, due amici che fanno un percorso insieme, raccontano quelle che è la loro intimità sull'amicizia e quello che in realtà è stata la storia straordinaria di questo santo, che è il più illustre dei calabresi e il santo più conosciuto al mondo. Ciao Francesco, ti sei ricordato del nostro appuntamento? Mi sorrise e prontamente mi rispose: a quanto pare te ne sei ricordato anche tu. Rimanemmo qualche istante in silenzio a contemplare ciò che ci circondava, poi prese la mia mano e mi invitò ad alzarmi. Vieni, ti faccio vedere alcune cose. Camminammo per un po' e giungemmo sotto alcune felci. Francesco mi fece cenno di fermarci, poi, indicandomi alcuni fogliami, mi disse: vedi quelle foglie? Sono delle capelvenere. Servono a curare la costipazione del petto. Guarda più a destra, la vedi quella pianta dal fusto bianco? Quella è una coda cavallina, serve per curare le ferite e aiuta anche a lenire il dolore. Dai libri calabresi ai classici, ai grandi autori italiani, anzi mondiali, perché quando si parla di Giacomo Leopardi si parla di un poeta senza tempo, un poeta che appartiene alla storia culturale dell'umanità, patrimonio culturale dell'umanità. C'è una ricorrenza anche qui importante, 200 anni dalla sua poesia più ricordata,
più conosciuta, che è l'infinito. Ebbene, Recanati ha voluto ricordare questo compleanno importante coinvolgendo i ragazzi con un flash mob a cui ha partecipato anche il Ministro dell'Istruzione. Cosa voleva comunicare Leopardi con l'infinito? Forse penso che voleva comunicare l'importanza che ha per lui lo sguardo oltre la realtà, oltre la normalità, oltre quello che noi vediamo realmente, quindi l'emozione, quello che lui percepiva. Celebrare i 200 anni dalla composizione dell'infinito, il celebre idillio scritto da Giacomo Leopardi, poeta considerato il più grande dell'Ottocento. È così che la città di Recanati ha voluto rendere omaggio al suo illustre figlio, organizzando il 28 maggio l'evento 200 Infinito, che ha riunito nella piazza del Sabato del villaggio, su cui si affaccia la casa di Leopardi, oltre 2800 studenti e il ministro dell'istruzione Marco Bussetti per una lettura collettiva della poesia. L'iniziativa, nata dall'idea della contessa Olimpia Leopardi, nipote del poeta, è stata organizzata in collaborazione con Casa Leopardi, Comune di Recanati e RAI. I ragazzi che hanno gremito la piazza si sono esibiti in un flash mob che ha unito simbolicamente numerose piazze e scuole italiane. Qual è l'importanza di questa composizione di Leopardi? La missione della scuola, far cultura, esaltare la bellezza, la poesia in un posto come questo e dal valore e significato all'opera di tanti nostri eroi sotto certi aspetti che fanno dell'Italia qualcosa di unico. Quest'anno festeggiamo anche i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. È giusto lanciare questi messaggi ai nostri studenti e riflettere sulle opere di questi nostri grandi protagonisti della cultura italiana. Una grande poesia, quella di Leopardi, che attraverso il concetto dell'infinito ha lasciato un messaggio ancora oggi molto attuale. Per me l'infinito è una sorta di obiettivo da raggiungere comunque. Quello che Leopardi immaginava penso che si possa raggiungere, perché se il motivo è forte un modo si trova sempre. Per me, diciamo, è tutto ciò che è immaginario e che mi viene in mente, ecco, che mi fa stare bene anche. Il grande messaggio che lui lascia ai giovani è quello che bisogna superare le barriere. Le barriere devono servire come un modo per guardare oltre a tutte le cose che possiamo fare, che siamo in grado di fare ma che non ci accorgiamo a volte di riuscire a fare. Forse se non ci fosse il sogno, se non ci fosse l'immaginazione, saremmo ancora nelle caverne a tirarci le pietre, quindi dobbiamo andare avanti verso un futuro migliore, più importante. Durante l'iniziativa sono stati premiati gli studenti degli istituti vincitori del concorso nazionale Il mio infinito, che ha voluto stimolare la riflessione, la creatività e l'espressività dei ragazzi. Tra queste la scuola primaria Sant'Orso di Fano, l'istituto comprensivo Valentino Orsolini Cencelli di Sabaudia e il convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. In chiusura gli studenti hanno reso omaggio al ministro Bussetti in occasione del suo compleanno, donandogli una illustrazione. Abbiamo parlato dell'infinito, non potevamo non declamarla, non ascoltarla dalla voce di un attore che è stato per tantissimi anni la voce italiana. Parliamo di Vittorio Gassman. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così fra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
E poi ci sono le nostre rubriche, anche queste molto attese. Cominciamo dalla classifica con i libri più venduti di questa settimana. Scivola al 10° posto I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio. Un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere, viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. New entry al 9° posto per La notte del Getsemani di Massimo Recalcati, edito da Einaudi. Il bacio di Giuda, le lacrime di Pietro, la fuga dei discepoli, sudore e sangue, l'abbandono del padre, l'assoluta solitudine, la preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. 8ª posizione questa settimana per Antonio Manzini con Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio editore. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti. Anche il sesso finisce per farne parte come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo. Perde qualche posizione, 7° posto questa settimana, Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta, ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. Entra in classifica, conquistando subito la 6ª posizione, il nuovo lavoro della giornalista Concita De Gregorio, Nella notte, edito nella collana I narratori di Feltrinelli. Un romanzo sul potere teso, elettrico, in cui Concita De Gregorio traccia con lucidità il quadro di un fallimento politico che collide con il criminoso, svelandone le dinamiche e le conseguenze, senza fare sconti. 5° posto per Daniele Di Benedetti con Ricordati di sorridere, edito da Mondadori. Il protagonista è Daniele, 30 anni, che ha sviluppato un legame unico con la sua community di centinaia di migliaia di persone che lo seguono sui social e nei suoi eventi live. La felicità, è la tesi del libro, è già dentro di noi, è nelle piccole cose, nella nostra capacità di individuare e concentrarci sul bello della nostra vita, nel sentirci più ricchi interiormente. 4° posto per Robert Galbraith con Bianco letale, edito da Salani. Si tratta del 4º romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike. Un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Perde qualche posizione, la troviamo infatti al 3° posto, Stefania Auci con I leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti, e ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, un romanzo che coniuga storia e letteratura. 2° posto per Ninfa dormiente di Ilaria Tuti, edito da Longanesi. Protagonista è Teresa Battaglia, un commissario di polizia specializzato in profiling. Un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, di una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. In vetta l'ultimo lavoro del maestro Andrea Camilleri con Il cuoco dell'Alcion, pubblicato da Sellerio nella collana La Memoria. Al commissariato di Vigata sta succedendo qualcosa. Montalbano allontanato e costretto alle ferie, la sua squadra smantellata. In breve, qualcuno sta tentando di farlo fuori. E chiudiamo con gli audiolibri. Questo, lo ricordo, è un'idea di Luca Chito che
ha visto giusto, infatti è molto seguito. Spesso scegliamo delle fiabe perché ci piace ancorare a segnalibro, quindi al nostro pubblico, anche i più piccoli, i bambini. Il piacere della lettura comincia fin da piccoli e quindi ci piace essere quel seme che poi germoglierà con gli anni ed averli avvicinati proprio attraverso un audiolibro che è fatto di lettura, quindi di ascolto, ma anche di immagini. C'era una piccola zanzara, assai furba e spavalda. Stanca di giocare con le solite amiche, decise un giorno di lanciare una sfida al re della foresta. Si presentò così davanti al sovrano, che era il leone, e lo salutò con un rispettoso inchino. Il grande re, che era intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva di un fiume, lanciò una distratta occhiata all'insetto. Buongiorno, rispose Sua Maestà spalancando la bocca in un possente sbadiglio. La zanzara disse: Sire, sono giunta davanti a voi per lanciarvi una sfida. Il leone, un po' più interessato, si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare. Voi, continuò l'insetto, credete di essere il più forte degli animali, eppure io dico che se facessimo un duello riuscirei a sconfiggervi. Il sovrano divertito disse: Ebbene, se sei tanto sicura, proviamo. In men che non si dica, il piazzale si riempì di animali d'ogni genere, desiderosi di assistere alla sfida. Il singolar tenzone ebbe inizio. L'insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell'avversario, cominciando a pungerlo a più non posso. Il povero leone, preso alla sprovvista, tentò con le sue enormi zampe di scacciare la zanzara, ma invece di eliminarla, egli non fece altro che graffiarsi il naso con i suoi stessi artigli. Estenuato, il re della foresta si gettò a terra sconfitto. Così la piccola zanzara fu acclamata da tutti i presenti. Levandosi in volo, colma di gioia, la zanzara non si accorse però della tela di un ragno tessuta tra due rami e andò a imprigionarvisi proprio contro. Intrappolata in quell'infida ragnatela, l'insetto scoppiò in lacrime, consapevole del pericolo che stava correndo. Fortunatamente il leone, che aveva assistito alla scena, con una zampata distrusse la tela e liberò la piccolina dicendo: Eccoti salvata, mia cara amica. Ricordati che esiste sempre qualcuno più forte di te, e questo me lo hai insegnato proprio tu. La zanzara da quel giorno imparò a tenere un po' a freno la propria spavalderia. Morale: le persone troppo sicure di sé riescono, a volte, a superare gli ostacoli più grossi, ma inciampano spesso nelle difficoltà più piccole. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie per le segnalazioni che continuate ad inviarci. Spesso non riusciamo a rispondere subito perché sono davvero tante le sollecitazioni e vi ringraziamo per questo, però la promessa è, anzi l'impegno è: risponderemo a tutti, daremo spazio a tutti. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana.